Con Stefano Zampoli al termine della partita con il Breganze si sapeva che un derby è sempre un derby, l'avete approcciata nel modo giusto, primo tempo equilibrato, nella ripresa si è un po' dilagato. Sì, hai detto bene, penso che un derby è sempre un derby, ma abbiamo approcciato veramente questa partita bene, siamo partiti forte e 2-0 il primo tempo, abbiamo preso un gol fortunato per loro, però abbiamo sempre avuto il pallino del gioco in mano. Secondo tempo poi siamo andati sulla sicurezza quasi subito e lì abbiamo iniziato a gestire dove siamo bravi. Senti, è un momento in cui la squadra sta cercando di trovare la sua vera identità, è cambiato qualcosa rispetto alla scorsa stagione. Ti chiedo a che punto siamo per vedere quello che è il Trissino che tutti vogliamo vedere. Io penso che ancora non siamo al 100% delle nostre potenzialità, ma questo è dovuto da vari infortuni, cose varie. Quando siamo tutti è veramente difficile giocare contro di noi, l'abbiamo dimostrato contro il Valdagno in casa, contro il Sarzano in casa, che eravamo tutti e le squadre fanno fatica a venire qui. Penso che noi siamo una squadra propositiva, una squadra che attacca molto e qualche volta lascia qualche spazio in difesa, però la nostra forza è sicuramente l'attacco, il pressare e asfissiare gli altri. A livello personale un inizio di stagione convincente, hai dato tranquillità alla difesa, come ti senti a livello personale? A livello personale mi sento molto bene, con Bruno ci troviamo bene, non c'è un primo o un secondo, ci alterniamo bene, facciamo allenamenti di altissima qualità e questo fa altro che bene alla squadra perché si trova davanti due portieri che danno sempre il 100% ogni allenamento e alza sempre l'asticella. E poi quando uno è un pochino più giù gioca l'altro, ma questo nelle squadre forti succede sempre. Noi vogliamo diventare un top club e questo è fondamentale. In bocca al lupo a Stefano Zampoli e in bocca al lupo a Trissino.